In provincia di Agrigento 41 persone contagiate più 3 deceduti, in Sicilia 681 i casi, ricoverati 310, deceduti 15, guariti 27. La domenica supermercati chiusi, restano aperte edicole, tabacchi e farmacie, non ci si può più spostare tra i comuni, chiuse aziende non strategiche. Il primario di cardiologia Caramanno rassicura: il reparto non è focolaio, il virus viene da fuori, sono 3 le persone infettate, un anziano di Mussumelli in provincia di Caltanissetta deceduto, un'ausiliaria e un medico. Code sullo stretto di Messina, chi al nord prova a tornare al sud, e ancora allarme in Sicilia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura vi forniamo il dato provinciale del contagio suddiviso per città, considerando il paese di residenza e non quello in cui lavorano o dove sono stati contagiati. In provincia si registrano 41 casi e 3 decessi, non ce l'hanno fatta un 77enne, un 80enne e un 87enne. Ma è risultata positiva una donna incinta di Sciacca che ha perso il suo bambino mai nato. Nel weekend i nuovi contagi sono a Siculiana, Raffadali, Montallegro, Sciacca, Favara e Canicattì. Vediamo. 41 più 3. In provincia di Agrigento sono 41 le persone positive al Covid-19. Più 3, 44, ma 3 sono i contagiati e non sopravvissuti. A Sciacca sono 16 positivi e 2 deceduti, un 80enne e un 77enne. A Menfi restano 3 casi. A Ribera 5 i positivi ed un morto, un pensionato di 87 anni. Tra i 5 positivi di Ribera c'è un nuovo caso, una donna incinta che ha perso il suo bambino. Santa Margherita Belice resta un caso. 3 casi a Licata, il 57enne morto mentre era in quarantena è risultato negativo, è morto di infarto. Ad Agrigento 2 casi, il deceduto all'ospedale della Città dei Templi è di Mussumeli e dunque della provincia di Caltanissetta. A Favara 3 casi, l'ultimo si è aggiunto questo weekend. Canicattini aggiunge 1 e arriva a 2 casi totali. Montallegro ha il suo primo caso, come anche Raffadali registra il primo caso. Palma di Montechiaro è a 3 casi, di cui uno molto grave. Un caso, il primo a Siculiana, un anziano ultra novantenne. La notizia è arrivata ieri sera intorno alle 21, un nuovo caso di coronavirus a Raffadali. A quanto pare un giovane che già si trovava in quarantena e che ha avvertito strani sintomi, quindi subito sottoposto a tampone, risultato positivo. La reazione del sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, è stata molto forte. Da lì un appello lanciato sulla sua pagina Facebook di restare a casa, di non prendere a scherzo questo virus e che ancora tanta gente esce di casa per futili motivi. Chi sta a casa vince. Cittadini, buonasera. Oggi è 22 marzo. Avrei saltato volentieri l'appuntamento di stasera. Io speravo di darvi questa notizia il più tardi possibile, anche se nel cuore mio sapevo che, avendo la nostra realtà molti lavoratori pendolari, era quasi impossibile contrastarlo. Ci abbiamo provato in tutti i modi e continueremo sempre a fare la nostra parte, però devo dire l'impegno e la parte più grande la fate voi, rimanendo a casa e rimanendo a casa. Ora è un ordine che vi do di rimanere a casa. Il virus è già a Raffadali purtroppo. Oggi pomeriggio l'ASP mi ha notificato un provvedimento di un nostro concittadino. Lui sta relativamente bene, ha la febbricola, tosse, spesso ricorre all'ausilio respiratorio. Quindi non è più tempo di scherzare. La fortuna che il nostro concittadino è da oltre 10 giorni che è in autoisolamento, non ha avuto incontri nell'ultimo periodo, però guardate che ci sono altri tamponi che verranno fatti domani, altri cittadini che non sapremo, che non sappiamo oggi se il tampone sarà pure positivo. Guardate che è come una catena di Sant'Antonio, cammina, incontrate persone asintomatiche, persone che stanno bene e che purtroppo hanno dentro di loro il virus, e allora
cammina, voi lo trasferite ad altri, ai vostri familiari, ai vostri figli, ai vostri parenti. Non è più ora di scherzare, ormai non si può più andare a fare la spesa tutti i giorni. Oggi c'era una fila enorme dietro il distributore automatico delle sigarette, ma state scherzando? Uscire significa andare incontro alla morte, dovete finirla di fare i cretini, siete solo degli imbecilli se vi comportate in questo modo. Non c'è più tempo di scherzare, non sappiamo chi ce l'ha. Io pure ho paura di tornare a casa la sera, questa sera forse andrò a dormire in campagna per cercare di salvaguardare mia moglie e i miei figli, ma lo capite in che punto siamo arrivati? O ancora scherziamo su questa cosa? Non si può più scherzare, abbiamo centinaia, ieri ho distribuito oltre 1500 mascherine di nostri concittadini che vanno fuori il nostro territorio, non sappiamo per ragioni di lavoro chi incontrano, che cosa fanno, dove vanno. Come possiamo contrastarlo? Solo rimanendo a casa, non c'è un altro modo. Lo capiamo che non c'è un altro modo. Non verrà a bussarci a casa nostra. Se siamo tutti chiusi nelle nostre case potremmo sconfiggerlo, altrimenti è una guerra impari. O lo capiamo tutti e salvaguardiamo la nostra collettività, oppure è una guerra persa in partenza. Non è possibile. Io vorrei capire quali sono i motivi che vi spingono a uscire. Abbiamo sin da subito dato la disponibilità della spesa a domicilio, dei farmaci a domicilio, invece no. Ieri una fila enorme dietro i supermercati, nelle farmacie una fila enorme dietro le farmacie. Io non lo capisco, che cosa dobbiamo fare più di questo? Io non lo so. Ditemi voi che cosa dobbiamo fare e sono pronto qui a assumermi la responsabilità. Domani metterò un vigile dietro ogni supermercato, verrete registrati, nome, cognome, luogo e data di nascita e quando è la spesa che avete fatto. Così vediamo di finirla con questa scemenza che tutti abbiamo, mi certo pure io. Finiamola, non è più tempo di scherzare. Non c'è più tempo di scherzare, ve lo dico veramente con il cuore in mano. Finiamola, tutti, indistintamente, tutti. Forza Rappadali, ce la dobbiamo fare. Vediamo di stare tutti uniti, tutti a casa. Un'unione simbolica col pensiero, ma stiamo tutti a casa. Ogni giorno di restrizione domiciliare che si conclude è un giorno in meno che ci separa dalla libertà, quasi come coloro che vivono agli arresti domiciliari, con una differenza, che chi viola gli arresti domiciliari rischia un aumento di pena, chi esce oggi dalla propria abitazione rischia la vita, quindi evitate di uscire, datemi retta, è un ordine che vi do. È una notizia che non avrei voluto mai dare. Uno dei 5 casi risultati positivi al contagio del coronavirus purtroppo non ce l'ha fatta, è deceduto presso l'ospedale di Enna. Questa persona era stata ricoverata nel reparto di medicina di Sciacca, era stato sottoposto al tampone con esito negativo, poi portato a casa e poi ha avuto delle complicazioni e a un successivo tampone poi è risultato positivo e trasferito a Enna. Le condoglianze mie, ma di tutta la città di Ribera, ai familiari. Ma i familiari li vorrei rassicurare dicendo che questa morte non deve essere vana, non dovrebbe essere vana e che dovrebbe servire da monito a tutti noi riberesi, anche se mentre sto registrando questo video le strade di Ribera, nonostante controlli imperterriti di carabinieri, di vigili, del corpo forestale, della protezione civile comunale, nonostante tutti questi controlli, le strade di Ribera sono invase dai miei concittadini, con le scuse più banali, le più assurde. Mi riferiscono ai gestori dei supermercati che fanno il servizio a domicilio, io lo voglio ricordare, quasi tutti i negozi di Ribera fanno il servizio a domicilio, basta chiamare e vi portano la spesa a casa. Mi riferiscono che ci sono persone che fanno file interminabili per comprare 100 grammi di prosciutto o un bicarbonato. Mi vergogno quando i tabaccai mi dicono che ci sono persone, e non sono casi isolati, che si sottopongono a delle file estenuanti per comprare il gratta e vinci. Il gratta e vinci. Cioè noi oggi non sappiamo a Ribera se campiamo o se moriamo
e ci sono persone che si prendono in giro e che ci prendono in giro, mettendo a rischio la loro salute, quella mia e quella vostra, per andare a comprare il gratta e vinci. Mi vergogno quando scopro delle chat riservate di ragazzi e non solo ragazzi, di persone sposate che si stanno organizzando, facendo l'embargo a carabinieri, vigili, al sindaco, uno schiticchio tra Seccagrande e Borgo Bonsignore. Mi vergogno quando sento delle telefonate fra giovani riberesi che si mettono in contatto per eludere il controllo dei carabinieri. Dov'è il posto di blocco dei carabinieri? Come se il problema da evitare è il posto di blocco dei carabinieri. E non siamo più consapevoli che il problema ce l'abbiamo nelle nostre strade dove c'è la morte. Il coronavirus è la morte. Non è solo un problema di TV, non è solo che abbiamo ascoltato e abbiamo visto in Cina o a Bergamo o a Lodi, è un problema riberese. Noi abbiamo battuto anche questo record negativo. Il primo deceduto per le complicazioni da coronavirus è un nostro concittadino. Cos'altro deve ancora succedere per costringerci a rimanere nell'unico luogo sicuro che ci protegge dal coronavirus, che è la nostra abitazione, che sono i nostri familiari? E non è vero che è un problema soltanto delle persone anziane, che se così fosse già sarebbe un problema serio perdere i nostri cari anziani, ma è un problema che coinvolge tutti. Dalle TV apprendiamo che muoiono giovanissimi medici. Andrà tutto bene se questi 10 giorni di tempo noi cittadini di Ribera li utilizziamo per compiere correttamente le nostre azioni quotidiane. Ma non andrà bene se continuiamo a uscire, non andrà bene se noi non sfruttiamo questi 10 giorni di tempo per rimanere a casa, che saranno giorni difficili, ma è l'unico luogo sicuro per non contrarre il coronavirus. Non possiamo farci vincere dall'ignoranza. Ribera deve mostrarsi una città matura. I riberesi sono persone intelligenti ed è questo il momento di dimostrarlo. È un momento difficile, forse il più difficile dal dopoguerra a oggi, ma dobbiamo stare uniti simbolicamente e dobbiamo dire: andrà tutto bene, perché noi siamo stati delle persone intelligenti. Me lo aspetto e ve lo dovete aspettare l'un l'altro. Riflettori puntati sul reparto di cardiologia dell'ospedale di Agrigento, contagio accertato post mortem. L'uomo era stato operato da un medico di Agrigento ed era in contatto con un ausiliare del reparto residente a Favara. Il primario assicura che non c'è focolaio, il virus è entrato dall'esterno. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. A scanso di notizie false in piena emergenza di coronavirus che circolano per ora, riceviamo delle precisazioni da parte del primario del reparto di cardiologia, dottor Giuseppe Caramanno. Ho il dovere, afferma il dottore Caramanno, prima da professionista e poi dal punto di vista umano, di ristabilire la verità. Cos'è accaduto in questi giorni nella nostra struttura? Il 16 marzo è stata ricoverata presso la nostra unità operativa una signora di 76 anni di Favara, inviata da un cardiologo del territorio che necessitava dell'impianto di pacemaker che poi veniva impiantato l'indomani, subito dopo un arresto cardiaco transitorio, nonostante il medico dei guardia insistentemente avesse chiamato più volte la signora se fosse stata a contatto con persone a rischio di coronavirus. Ella rispondeva sempre negativamente e dopo aver effettuato una radiografia del torace molto sospetta, veniva sottoposta a TAC toracica e suggestiva per infezione da Covid-19, per cui veniva effettuato un tampone per confermare il sospetto. Nel frattempo, solo 12 ore dopo dal ricovero, la paziente ammetteva di essere stata vicina a un congiunto proveniente da Milano. L'esito del tampone, risultato positivo, ci induceva a trasferire la signora in un centro Covid-19 a seguito della positività della suddetta paziente. A distanza di 24 ore tutti gli operatori sanitari della cardiologia e 2 pazienti venivano sottoposti a tampone, risultato poi positivo in un emodinamista e in un'ausiliaria che non avevano avuto nessun contatto con la signora in questione, mentre tutti gli altri erano negativi. Infine una paziente di Mussomeli, ricoverato dal 22 febbraio per grave
scompenso cardiaco, il 16 marzo veniva sottoposto a coronografia e a controllo radiografico del torace che risultava sospetto per polmonite da coronavirus. Si decideva quindi di eseguire il tampone, che non è stato possibile effettuare perché il paziente la mattina del 19 marzo è deceduto e nonostante ciò veniva effettuato lo stesso. Il 21 marzo si apprendeva che il paziente era positivo al coronavirus. Analizzando quindi tutti i dati a disposizione per il dottore Caramanno, possiamo concludere che ragionevolmente la prima paziente sia stata contagiata altrove, sicuramente non in ospedale. Il paziente deceduto da Covid-19 positivo abbia contagiato sia l'emodinamista che l'ausiliaria. Terzo, resta da chiarire quando e dove il paziente deceduto abbia contratto l'infezione da coronavirus. Quarto, non esiste nessun focolaio nella cardiologia di Agrigento. Mi preme sottolineare ancora una volta che nonostante i casi verificatosi nel mio reparto del nostro nosocomio, i cardiologi agrigentini continuano a svolgere regolarmente il proprio lavoro, dopo aver sanificato i locali e disposto la quarantena dei soggetti risultati positivi. Come già ribadito, è probabile che nelle prossime settimane pazienti di Covid-19 potranno presentarsi nel nostro reparto, specialmente quelli affetti da infarto miocardico acuto, che afferiscono direttamente in sala di emodinamica senza transitare dal pronto soccorso. In queste settimane, afferma Caramanno, abbiamo potuto constatare che alcuni pazienti stanno sottovalutando i sintomi dell'infarto, ritardando il ricovero o addirittura restandosene a casa per paura del contagio, con conseguenze spesso disastrose. Per cui invito coloro che presentano sintomi come dolore toracico o difficoltà respiratorie a chiamare subito il 118, che provvederà ad eventuale ricovero in ospedale, dove ci sono a disposizione dei professionisti che tratteranno tempestivamente e al meglio le patologie cardiache. Ed adesso i dati in Sicilia: si registrano alle ore 12 di oggi, 23 marzo, 681 casi positivi al coronavirus. Le ultime dichiarazioni dell'assessore regionale al ramo Ruggero Razza nel servizio di Lello Casesa. Inizia per noi la settimana della crescita del contagio, come avevamo programmato. Lo annuncia l'assessore alla salute della regione Ruggero Razza durante una diretta Facebook, nella quale ha annunciato i dati dell'emergenza nell'isola. Dobbiamo essere pronti ad una fase di crescita del contagio che speriamo non si verifichi, ma che non può farci trovare impreparati. Nell'isola salgono a 596 gli attuali positivi al coronavirus, 138 in più di ieri, secondo il report giornaliero della regione aggiornato a ieri. A Palermo la crescita in un solo giorno è stata del 35%, si è passati da 52 a 81 casi, ma la città che percentualmente aumenta è Messina con il 38%. Nella provincia di Agrigento complessivamente sono 42. In tutti i casi riscontrati, dice l'assessore Razza, abbiamo individuato contatti con le aree di provenienza del contagio. Ecco perché raccomandavamo una maggiore cautela nel rientro in Sicilia ed ecco perché ancora oggi chiediamo ai cittadini di rispettare le indicazioni del governatore Musumeci sulla quarantena obbligatoria. Il presidente Musumeci infatti questa notte sui social si è infuriato per lo sbarco a Messina di molte persone non autorizzate provenienti dalla Calabria. Non è possibile e non accetto che questo accada, ha dichiarato. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente, c'è un decreto del ministro delle infrastrutture e del ministro della salute che lo impedisce. Subito dopo dichiara di aver ricevuto conferma dalla prefettura di Messina che saranno ulteriormente intensificati i controlli sullo stretto. Possono passare, alla luce del provvedimento del governo, solo i pendolari che svolgono servizio pubblico come sanitari, forze armate e di polizia. Chiunque rientra deve informare il Dipartimento di Prevenzione, restare a casa per 14 giorni e quella segnalazione servirà per fare un accertamento di natura clinica o con il tampone al termine dell'isolamento, cautelando soprattutto i familiari. Le regole di condotta sono stese anche ai familiari. Deve essere chiaro, dice ancora Musumeci, che chi è a casa non può ricevere visite. A Villa San Giovanni Nuovo contro Esodo, lo stretto di Messina resta trafficato. I dettagli nel servizio.
Non si fermi il controesido in Sicilia, nonostante i decreti e i divieti e la crescita dei casi di contagio da Covid-19. Nelle scorse ore a Messina è avvenuto un vero e proprio sbarco di massa dalla Calabria, un rientro che avviene poco dopo la nuova stretta del governo contro il coronavirus che vieta gli spostamenti da un comune a un altro. A denunciare i rientri di massa in Sicilia è il segretario generale di Orsa, Mariano Massaro. Nella serata del 22 marzo 2020, scrive, si è registrato un paradossale quanto pericoloso afflusso di automobili all'imbarcadero di Villa San Giovanni in coda per l'imbarco sui traghetti privati con destinazione Messina. Centinaia di automobili in marcia verso la Sicilia che, secondo i molteplici decreti del governo centrale e le ordinanze del presidente della regione, dovrebbe essere abbondantemente blindata. Assolutamente insufficiente, continua il rappresentante dell'organizzazione dei sindacati autonomi e di base, la reazione del governatore siciliano Nello Musumeci, informato subito dell'accaduto. Visto lo stato di assoluta emergenza e il pericolo cui è esposta giornalmente la regione Sicilia, con i sistematici rientri che in barba ai decreti e alle ordinanze non si sono mai interrotti, il presidente della regione, nelle more dell'invocato intervento del governo nazionale, continua il sindacato Orsa, avrebbe dovuto utilizzare in tempo reale tutti i poteri di cui dispone per impedire l'ennesimo afflusso che espone la fragilissima isola al contagio di massa da Covid-19. Altresì criticabile, prosegue il segretario generale dell'Orsa, la gestione del governo centrale che ha annunciato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo con largo anticipo rispetto all'effettiva entrata in vigore 23 marzo 2020, innescando per la seconda volta il fuggi generale da nord verso sud. Nell'attuale condizione di emergenza che attiva fisiologiche emotività nella popolazione ai confini col panico di massa, prima di annunciare il dettaglio dei decreti restrittivi bisognerebbe attenderne l'entrata in vigore. Questa organizzazione sindacale, prosegue il segretario generale dell'Orsa, ha più volte segnalato al Presidente del Consiglio Conte e al governatore Musumeci che l'annunciato isolamento della Sicilia nei fatti non si è mai concretizzato. Oltre allo sbarco di ieri sera resta l'anomalia del treno Intercity 723 che giornalmente, sottolinea ancora l'Orsa, imbarca sui traghetti ferroviari per trasportare all'interno dell'isola una media di 150-200 passeggeri provenienti da Roma. I controlli sono pressoché inesistenti. Nella Sicilia, che secondo i proclami dei governi nazionale e regionale dovrebbe essere blindata, sono blindati in casa solo i siciliani. Per il resto, prosegue Orsa, sono giunti oltre 40.000 viaggiatori a vario titolo. Si rammenta, ove fosse ancora necessario, che il sistema sanitario della Sicilia è estremamente fragile, lontano anni luce dall'organizzazione collaudata delle malcapitate regioni del centro-nord. Si vuole significare che se in Sicilia si dovesse verificare un contagio di massa simile a quello che ha colpito regioni come la Lombardia e l'Emilia-Romagna, l'isola, conclude il sindacato Orsa, non ha gli strumenti sanitari per resistere. Nuova ordinanza, chiudono le aziende non strategiche, vietato spostarsi da un paese all'altro, chiusi i supermercati la domenica. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Ha avuto un ottimo riscontro ieri in città l'osservanza dell'ordinanza fatta dal Presidente della Regione Nello Musumeci qualche giorno fa, che vietava l'attività all'aperto, prevedeva la chiusura degli alimentari nel giorno della domenica, aperti solo le edicole, vietato anche l'ingresso dei venditori ambulanti provenienti da altri comuni, aperti solo le farmacie di turno, per Musumeci la domenica, e nelle tabaccherie è vietato anche l'uso degli apparecchi da gioco. Le uscite dalla propria abitazione vanno fatte solo per acquisti essenziali e limitati per una volta sola. Annunciato anche l'arrivo dell'esercito per effettuare i controlli. Grazie a questa ordinanza abbiamo così potuto vedere il piazzale Asser a San Leone completamente deserto, luogo che solitamente rappresenta il clou della vita sociale in città, specialmente la domenica. Anche il popoloso quartiere commerciale Villaggio Mosè è rimasto completamente deserto, le sue strade senza l'ombra di una macchina e di gente, visto che i supermercati sono chiusi. Intanto ieri domenica abbiamo potuto vedere il nuovo assalto che c'è stato nei traghetti, gente arrivata da tutte parti d'Italia e anche dall'estero per arrivare in Sicilia con il rischio di vanificare i tanti sforzi fatti dai siciliani di restare a casa e che probabilmente tutta questa gente porterebbe, come è stato nello scorso metà marzo, il coronavirus.
E sempre in tema di coronavirus, Musumeci propone 30 milioni da parte dell'IRFIS per le liquidità alle imprese. Musumeci afferma creare nuova e immediata liquidità a sostegno delle imprese siciliane quasi al collasso. Con questo obiettivo il governo Musumeci ha deciso di mettere a disposizione 30 milioni di euro come contributo sugli oneri per gli interessi e le spese di istruttoria. Per i finanziamenti, un meccanismo che attraverso il Fondo Sicilia verrà gestito dall'IRVIS, la banca controllata dalla Regione, in sinergia con tutti gli altri istituti bancari dell'isola, consentirà di immettere 600 milioni di euro di liquidità per le aziende siciliane. Le misure finanziarie predisposte dal governo nazionale, sottolinea il presidente della regione Musumeci, non sono sufficienti a sostenere l'impresa in questo momento di emergenza sanitaria, che purtroppo è diventata inevitabilmente anche emergenza economica. Riteniamo quindi di dover intervenire energicamente insieme al sistema bancario. Auspichiamo che in questo modo si possano avere immediati benefici. Le banche isolane sono chiamate quindi ad affiancare il governo regionale in questa azione di sostegno finanziario. Ciascuna azienda potrà chiedere un credito di esercizio per un importo massimo di 100.000 euro per un periodo di 15 mesi, di cui almeno 3 di preammortamento. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco vi aspetto. E c'è chi in questi momenti si aggrappa alla fede, nasce così, ascolta, si fa giorno, il commento al Vangelo dell'Arcivescovo di Agrigento, il Cardinale Don Franco Montenegro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Anche ieri, domenica 22 marzo, la quarta di Quaresima, l'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, come la precedente domenica, ha celebrato la Santa Messa senza il popolo, nella Basilica Cattedrale di Agrigento al fine di favorire la partecipazione spirituale dei fedeli costretti a casa a causa dell'emergenza sanitaria in corso. La messa è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Arcidiocesi e su Radio Diocesana Concordia. Nell'omelia, commentando la liturgia della parola, l'Arcivescovo ha esordito dicendo: anche oggi con la sua parola Dio ci dà molta consolazione e forza e ha invitato ad accoglierla come la sua carezza per incoraggiarci nella situazione che stiamo vivendo. Spero, ha proseguito il Cardinale, che davvero la sua parola trovi spazio nelle nostre giornate trascorse tra le mura di casa. Ha invitato quanti dalle loro case lo seguivano in streaming a tirare fuori dai cassetti la Bibbia. Mettetela bene in vista, ha esortato, in un luogo dignitoso e centrale della casa. Leggetela ogni giorno. Il farlo è vivere in compagnia e in comunione con Dio. Anche oggi con la sua parola Dio ci dà molta consolazione e forza. Accogliamola come la sua carezza per incoraggiarci nella situazione che stiamo vivendo. E spero che davvero la sua parola trovi spazio nelle nostre giornate trascorse fra le mura di casa. Ve lo ripeto ancora una volta, la Bibbia che avete a casa, tiratela fuori dal cassetto, mettetela in vista in un luogo dignitoso e centrale della casa. Leggetelo ogni giorno. Il farlo è vivere in compagnia e in comunione con Dio. Considerate il posto dove collocate il Vangelo come il tabernacolo della famiglia, la vostra piccola chiesa domestica. E tornando alla lettura, ci accorgiamo come il tema dominante di oggi è quello della luce. Dio è la sorgente della luce. Lui è luce e ha mandato tra noi il suo Figlio, che è la luce della vita. E quando lo accogliamo, diventiamo a nostra volta luce. Dove c'è luce c'è vita, c'è armonia, c'è bellezza. Il suo contrario, il buio, fa pensare alla morte, all'oscurità, ci blocca nei movimenti. Dio si presenta da subito come luce. Nella creazione la luce è la sua prima creatura. Il salmista lo definisce come lampada per i propri passi o addirittura come luce alla propria lampada. E quando Dio deve affidare un messaggio che dà speranza, usa l'immagine della luce. Isaia dice: alzati,
rivestiti di luce perché viene la tua luce. Penso che in momenti come quelli che stiamo vivendo ci faccia bene meditare un po' sulla luce. Siamo tutti preoccupati e impauriti per quello che sta avvenendo. Nuvole grigie ci sovrastano. Sono tante le domande che ci facciamo sul presente e sul futuro. Mai come ora abbiamo bisogno della luce di Dio, di un Padre che si mette accanto, ci prende per mano e con la luce della sua lampada ci conduce là dove i nostri occhi non riescono a vedere. Abbiamo pregato: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il salmista paragona Dio a un pastore che non fa mancare al suo gregge ciò che gli serve. Anzi, se ci si dovesse imbattere in una valle oscura, non bisogna temere, perché il pastore resta con le sue pecore, le guida e le protegge. Facciamo in modo che la luce della fede illumini questa difficile situazione che stiamo vivendo. Ci attende ora un'altra lunga settimana da passare a casa. Preghiamo gli uni per gli altri. Ricordiamo le persone che stanno soffrendo. Sosteniamo con la preghiera i medici, gli operatori sanitari, i cappellani, le forze dell'ordine, l'esercito, che stanno dando una grande testimonianza di dedizione e di sacrificio. E chiediamo che il Signore ci liberi presto da questo male. La Vergine Santissima, salute degli infermi, ci corregga sempre, ci sorregga sempre nel nostro cammino e ci doni tanta forza in questo grave momento. 7 volti agrigentini della musica, della cucina, della TV e dello spettacolo a sostegno degli ospedali della provincia di Agrigento messi a dura prova dall'emergenza coronavirus. Vediamo. Ognuno di noi può fare la sua parte nella battaglia contro il Covid-19. Solo rimanendo in casa possiamo spezzare la catena del contagio. Ma in provincia di Agrigento non ci sono posti a sufficienza in terapia intensiva. E questa è già un'emergenza. Ognuno di noi può fare la sua parte. Anche tu puoi essere importante. Primo, dobbiamo rimanere a casa. Secondo, se puoi dona adesso. Sulla piattaforma GoFundMe per la raccolta fondi a sostegno degli ospedali della provincia di Agrigento. Con un semplice clic potrai dare il tuo importante contributo a questa battaglia. Insieme possiamo fare qualcosa. Tutti insieme possiamo sconfiggerlo e tornare quanto prima alla vita normale. Aiutiamoci e aiutiamo. Restiamo a casa. E doniamo. Anche il comico, attore teatrale e conduttore televisivo siciliano Sasso Salvaggio lancia un videomessaggio. Vediamo. Adesso permettetevi di dirvi una cosa un po' più seria. Volevo ricordare a tutti di restare a casa. Tutti noi siamo vicini al dolore delle persone che soffrono e che stanno perdendo i propri cari. Abbiamo visto tutti quella foto a Bergamo con l'esercito che trasportava le bare. Questa foto, credetemi, ha demoralizzato tutti, ma non dobbiamo farci prendere dalla paura e dallo sconforto, se no è la fine. Per ripartire dobbiamo reagire. Più giorni passano e vedete la gente diventa sempre più nervosa, tra l'altro la quarantena arriverà fino ad aprile. Non perdete il buon umore, cercate di passare le giornate nel miglior modo possibile. E se vi fa sentire meglio, cantate dal balcone, mandate WhatsApp, fate le dirette, cucinate. Non è una mancanza di rispetto, ma è un modo per sopravvivere. Tutti siamo preoccupati per i nostri figli, per il lavoro, per il nostro futuro, di cui, credetemi, non abbiamo nessuna certezza. Ma per uscire da questo incubo dobbiamo fermare la diffusione del virus. Fino a quando non troveranno il vaccino, l'unico, e dico unico modo per fermare la pandemia è restare a casa, a casa. Lo so che è dura,
ma è l'unica possibilità che abbiamo. Ci vuole un grande senso di responsabilità. Io resto a casa e fatelo anche voi e mi raccomando, non perdete mai il sorriso. Vedrete, andrà tutto bene. Con questo è tutto, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video che abbiamo selezionato per voi. A presto.